Quante volte dietro la porta di casa può nascondersi un incubo che nessuno vede e che dura per anni? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Oggi ti porto dentro una storia che non riguarda un singolo episodio, ma un problema profondo e doloroso, la violenza domestica in Sardegna. Alla fine di questo video scoprirai come funzionano gli interventi delle forze dell'ordine del Codice Rosso, ma soprattutto capirai perché denunciare resta il passo più difficile per tante vittime. Negli ultimi mesi, casi diversi da Iglesias a San Monserrato hanno raccontato la stessa storia. Donne spesso madri, anziane o compagne conviventi, costrette a subire per anni umiliazioni, minacce, persino aggressioni fisiche. Una pensionata di 61 anni che trova finalmente il coraggio di raccontare ai carabinieri ciò che le accadeva da tempo. Un'altra donna terrorizzata dal figlio che in piena notte la minacciava con una carabina ad aria compressa. Io leggo quotidianamente le notizie isolane, tramite testate sarde più autorevoli, e ti assicuro che questi racconti non sono eccezioni isolate, ma il riflesso di una ferita che attraversa tante famiglie. E c'è un dettaglio che rende tutto questo ancora più evidente. Solo nel momento in cui le vittime decidono di denunciare scatta immediatamente il protocollo del codice rosso. In poche ore l'aggressore viene allontanato, scatta il divieto di avvicinamento, a volte viene persino predisposto un alloggio sicuro per la donna. Ma fino a quel momento, silenzio. Anni di silenzio. Quel gesto, ovvero chiamare il 112, non può cambiare tutto. Ed è quello che ha salvato la vita a più di una donna in Sardegna negli ultimi mesi. Ed ecco il punto. Il coraggio di denunciare non è solo un atto personale, ma un messaggio che riguarda tutta la comunità. Perché solo rompendo quel muro di silenzio si può davvero fermare la violenza. E dimmi, qual è il tuo pensiero? Come possiamo, come comunità sarda, sostenere chi vive in silenzio queste situazioni e incoraggiarle a chiedere aiuto prima che sia troppo tardi?